Allora ragazzi, vi dico solo questo. Allora, io i miei video li faccio perché mi piace farli, ok? E perché voglio mostrarvi cose belle, ok? Attenzione, non su YouTube, sul mio canale, perché voi siete abbastanza bravi, in realtà. Ma chiaramente spingendo il mio canale vado anche su altre piattaforme come per esempio TikTok, Instagram e Facebook. E là, ragazzi, ci sono dei commenti a volte che iniziano, io faccio vedere cose belle, ok? E parlano, eh sì, ma i meridionali, per usare un termine molto più educato. Ma attenzione, su una cosa che non c'entra niente. Cioè, se ne escono con, ma i meridionali, ma extracomunitari. Ma cosa c'entra? Ragazzi, non c'entra niente. Io vi faccio solo vedere cose belle. Commenti del genere, teneteveli, perché sono veramente ridicoli. Ridicoli. Oppure c'è chi va a recuperare politici che non sono più al governo da chissà quanto. Ma dai, ma che cavolo. Ragazzi, io sono un viaggiatore. Sono assolutamente veneto, ok? Su questo non c'è dubbio anche dalla parlata, ok? Ma non mi interessa niente, non mi interessa. Io voglio vedere solo cose belle. Uno dei miei video, forse il migliore di sempre, è un video che ho fatto a Palermo. Ma perché? Perché io ho guardato Palermo con gli occhi meravigliati della bellezza. Io sono contento di raccontarvi queste cose. Non vi racconto le cose brutte, perché ce ne sono sicuramente, ma certi commenti lasciatevi le spalle, perché qua su questo canale non si fa politica, ok? Intanto becera, perché quella è solo politica becera. Bene, questo lungo preambolo era soltanto perché purtroppo non avevo, ho fatto un video molto corto, ma vi piacerà perché comunque sia Villa Vescovi è assolutamente una gran villa da vedere. Probabilmente tornerò a rifarlo, a rifare un video lì, lo farò in maniera diversa, ma intanto un assaggio, ecco, mettiamola così, un assaggio. Ragazzi, quindi come dico al mio solito, sigla. Mi chiamo Tommaso e amo viaggiare. Venite con me. Basta iniziarti la... Villa Vescovi, patrimonio FAI e guardate qua in alto. Siamo a Padova, sui Colli Ugani, i miei amati colli. Adesso vediamo se riesco a zoomarvi qua. Bellissima. Avete dubbi? E soprattutto gran bel paesaggio. Vediamo.
la figurazione dell'uva, perché qua è zona di produzione vini. Ragazzi, ma chi vi porti questi gioiellini? Ho fatto bene a iscrivermi al FAI. Mi sono iscritto al FAI, per cui l'ho visto gratuitamente. Qua il sole mi sta accecando. Adesso faccio a ritroso così. Vedete? Qua stanno facendo una sagra che non guasta mai. Ok. Qua il bel giardino. Niente, ragazzi. Anche questa è andata. Breve, intensa, comunque assolutamente merita un sacco. Adesso queste le scale e niente, alla prossima, ciao. Attenzione ai dettagli.